La prossima storiella che andiamo ad ascoltare di Micio Tempio trattasi di padre Siccia e Marcia Badissa. Micio Tempio ha voluto ricordare che anche nel Settecento succedevano queste cose anche nelle buone famiglie e nei conventi di una volta. Ascoltiamolo. Ai, Micio, ma che mi tocchi, disgraziato? Non sai che ando convento se fa peccato? E facciamolo fuori che ve lo scraccio come a rattalora. Ma finisce la pezzo di gnasciato. Un convento è il loco consacrato. Ma c'è Badissa, la colpa è do me cazzo, che poi il suo sticchio sta nascendo pazzo. E io mi contento che soffro a peniare, ma di sto pelo non te ne faccio assaggiare. Ah vai, ma c'è Badissa, se non me ne mai usata, ma diventa sicca e è tutta allaccarata. Ragiona, vite. È giusto per te siccia. Se io la uso, non sento più la miccia. Ma quando vengo cugnata a tacchi mia, mi abbamba tutto e mi ricava Maria. E io pensando a voi, mi ripasso padre nostro, e prego a Dio quando vi calo l'osso. Ma io mi scanto, e su sapo papa. Ah, magari io lavo qualche monaca che c'ha naca. Ma che faccio? Ma che abbode? Va a cala allora. Ma che cale? Ma sono state che ti chiamano tutte. Ai. Marci, e ancora chi sta niente? Ora balleccata magari rende. Ai. Vedete, vi state ricreando. Ma ti sì, ci allegio. E voi stringite rende, stringite. Ai, che gioia, che piacere provare in un momento. Sia benedetto il futtere magari in tuo commento. E allora do rosario, pazienza, o ti vinni e ne vedremo 6 e mezza. E fino a giura, faccio, come faccio? E con occhio a Cristo e non già sto cazzo.